visto stanotte, non so. Rieccoci allora, cambiamo argomento. È dato, la regia ha capito. messo in video, adesso ricorderà il video che ogni puntata noi facciamo vedere del debito pubblico italiano. Guardate come scorre rapidamente, indipendentemente magari da qualche euro in più o meno che si possa sbagliare. Poi vedete i soldi spesi in interesse, il debito pubblico fino ad oggi, il debito per ogni cittadino italiano, le carte di credito in Italia, i soldi evasi al fisco di quest'anno e le famiglie italiane con un capitale superiore a 1 milione di euro. Quante sono? E tanto per darvi un po' di dati in tempo reale di quello che succede in Italia, perché qualcuno magari se ne dimentica. Alessio Morosini, che siano 1 miliardo in più, 1 miliardo in meno, sono sempre cifre pazzesche, e che scorra così è una cosa come prima lo spreco che c'è. Fa paura? Vuole che dica, io ho fatto una conferenza, avevo sullo schermo dietro di me che correva, a un certo punto il signore dal pubblico, c'era una sala con 300 persone, si è alzato in piedi e detto posso chiedere una cosa? Dico, mi lasci finire? No, dico vorrei che spegnesse quello là, perché non riesco a seguire. Noi lo mettiamo apposta, fa venire un po' d'ansia Vittorio Casarin. Porca miseria, Guarda. è una disperazione. È proprio aggiornato secondo per secondo. Ma uno che va al governo non può dire ma facciamo qualcosa per abbassarlo, Spegniamo. per sistemarlo? Spegniamolo. E lui, Renzi lo ha spento, infatti. Sì, No, ha spento lo schermo, come certo. no? Guarda, se Sì, che non c'è. non, a parte prima Morosini ha posto un problema, ha posto un quesito, chi è che può cambiare l'Italia? Cioè, bisogna fare una rivoluzione pacifica, non porta, abbiamo visto che tutta la buona volontà, una rivoluzione armata. Assolutamente Ma no. cosa dici? No, non siamo nelle condizioni di L'indipendenza del farla. Veneto, No. cosa ti interessa? È l'unica, della Sicilia, scusa, probabilmente regione è autonoma con quegli sprechi, ma che discorso aspetta, fai? è Vai a creare- inventare in Sicilia, va là, stai là. È creare, guarda che Scusa. sto dicendo, sto creando ad esempio uno Stato federale. Ah, ecco. Ma in Può questo essere l'unica paese- soluzione, altrimenti non ne andiamo fuori, perché ad esempio anche a me Renzi è anche simpatico, A me nel no. senso che è giovane, ma ha questa capacità, questa E dinamicità. Berlusconi da giovane è uguale. Sono Aspetta, fratelli. dai, santa porca miseria. Mariella, prima ha parlato, stasera. Mariella Tutto ti ha lei. dato tutti il rispetto alla parola. E quando la interrompono si arrabbia. No, sì. rido. No, niente vero. Allora dico, Ligotto, ripeto, a me è anche simpatico, però pensavo che quando è arrivato al potere con questa volontà, dinamicità e determinazione, perché ha mandato a casa il suo collega, no? Avessi le idee chiare che per abbassare le tasse o quant'altro bisogna recuperare le risorse le si trovano sugli sprechi. Prima abbiamo visto una serie di sprechi, quindi bisogna fermare le opere che saranno non concluse, no? Oppure opere azzardate senza che abbiano né capo né coda. Ma gli sprechi poi li abbiamo costantemente nella pubblica amministrazione. Li abbiamo anche in misura minore perché il Veneto si dice che è una regione virtuosa. Ma il collega Morosini, quando siamo stati assieme in Consiglio regionale, noi abbiamo ad esempio nel 95 che siamo approdati, avevamo gli assessorati. Adesso gli assessorati hanno un'azienda, va bene, una società accanto per ogni assessorato che gestisce l'assessorato. Cioè abbiamo creato dei ministeri accanto a un assessorato che poteva benissimo gestire le cose che si facevano. Quindi Veneto Agricoltura, Veneto Strade, abbiamo fatto la battaglia noi da poveri amministratori locali per demolire l'ANAS nazionale, ne abbiamo fatto un altro mostro a livello regionale. E questo come è possibile? Appunto, perché ripeto, c'è questa, diciamo, mania dell'amministratore, no? Di poter gestire in proprio quella che è poi l'amministrazione, perché ad esempio il controllo delle società, il Consiglio regionale non ce l'ha mica. Perché i bilanci che fanno la società quando approdano il Consiglio regionale,
chi è che li guarda? Guardano neanche il bilancio della regione, puoi immaginarti se vanno a guardare il bilancio. Ritorniamo nel nostro tema, perché poi ritorneremo anche lì. Allora, parliamo un attimino prima di Renzi, poi parleremo in maniera ampia, seguiremo anche cosa ha detto Renzi in questi giorni. Andiamo a vedere invece la legge elettorale, se è di vostro gradimento. Se la regia mi mette, no, mettiamo pure l'altra tabella, Lucian, che diamo una spiegazione rapida in termine diciamo da comprendere. Andiamo avanti, mettiamo quella del 37%, arriva, vedrete che arriva tra poco, prima o dopo premendo il pulsante giusto arriva. Non c'è ancora. Allora, Vittorio Casarin, è una legge elettorale di gradimento? Può andare bene finché arrivano i numeri, spero che arrivino. Guarda, io sull'impostazione della legge che porta al bipolarismo sono d'accordo, perché è giusto finire diciamo, la confusione dei partiti che si trovano a metà strada, cioè quelli che si trovano al centro, che vanno poi a prostituirsi di qua e di là a seconda delle convenienze. Quindi arrivare a determinare un vincitore che abbia la responsabilità di governare per il periodo che le è stato assegnato, questo io sono perfettamente d'accordo. Non sono d'accordo invece, poi ecco ce le hai dietro. Eccola qui, sì. Andiamo quella precedente, grazie, eccola qui. Allora, la soglia per ottenere il premio di maggioranza al primo turno, in questo scenario nessuno la raggiunge, quindi se nessuno raggiunge il 37% si va al ballottaggio tra le migliori due formazioni. Se andiamo nella pagina successiva, in modo tale che la gente capisca, c'è lo sbarramento per la correlazione al 12% per i partiti singoli, all'8%, per i partiti in correlazione al 4-5%, gli indecisi che non votano non indicano sono il 31,5%. Questo è per capire i numeri più importanti di questa legge elettorale. Io personalmente la trovo equilibrata. L'unica cosa che mi sarebbe piaciuto che fosse inserita era quella delle preferenze, perché si corre il rischio, come lo è stato nell'ultimo decennio, no? Che il capo o i capi, i vertici si portano in lista gente che non è rappresentativa del territorio. Un minimo di rappresentatività deve essere data al territorio e quindi avere persone con le quali si esprime attraverso una preferenza, si va a indicare la persona di fiducia, e questa è una garanzia e anche un modo per portare delle espressioni dal basso verso l'alto, altrimenti i nostri deputati rischiano di essere dei numeri, allora invece di essere 600 potrebbero essere anche 300 ed è finita, perché se devono alzare la mano o inserire la cartina, il badge sul banco, no, è lo stesso. Quindi quello che manca a questa legge è proprio la qualificazione e la rappresentatività del territorio. Bazzetto. Io trovo che l'Italicum sia il peggiore del Porcellum, si fa per dire. No, abbiamo veramente... Perché vede, questa è stata spacciata anche per una legge buona. Cioè Renzi ha detto che gli altri suoi alleati, e quindi anche il nuovo centrodestra, insomma, no, poi, insomma, la legge elettorale l'ha fatta con Berlusconi, con Forza Italia, no, non l'ha fatta da solo, questo lo si sa, è scritto dappertutto, non è un'idea mia personale, per carità, ognuno fa la legge con chi vuole, siamo in libertà, ognuno poi si assume anche le sue responsabilità. E hanno fatto sicuramente per avere un bipartitismo forte, memori della faccenda dell'Unione, no? Per colpa della quale è andata a casa Prodi, quando i cosiddetti cespugli venivano chiamati, allora i partiti piccoli hanno messo in difficoltà Prodi, e allora Renzi, che è uomo di Prodi, fra l'altro, ha preso ben perché non l'avete fatta voi quando eravate Sì, ma guarda, ma questi non hanno cambiato. Allora, io ti dico una cosa succede? Succede che il listino è corto, va bene, corto, però sono sempre, come diceva Casarin, persone scelte dai partiti. Fedeli, c'è la fidelizzazione, no? La fedeltà che poi non è che poi sia così, perché spesso e volentieri poi le cose si rovesciano. Noi ne sappiamo qualcosa. Noi abbiamo visto che cosa è successo, insomma, in tutti i partiti, che poi vengono presi da altri, insomma c'è anche un mercato che poi si va a fare. Perché? Perché il mercato degli uomini e delle donne
degli eletti nominati, avviene perché non rispondono al territorio. Cioè se invece il cittadino vota, com'è per le elezioni comunali, io non vedo, o regionali, che hanno tolto il listino anche, questa è stata una cosa buona, tutti i partiti del Veneto hanno tolto il listino, quel listino bloccato che era una specie di sicurezza per alcuni più belli, più bravi rispetto ai partiti, che i partiti sceglievano, che poi diventavano i capigruppi, poi diventavano il custode, del partito. Che legge avrebbe fatto la mazzetta elettorale? No, io avrei fatto una legge, scusi, con i collegi, avrei fatto una vecchia legge, quando quella che c'era ai miei tempi, si andava così, una legge proporzionale, poi dicono ma c'è il voto di scambio, la mafia, tutte storie, non è niente vero, perché io vorrei vedere se io sono stata eletta quella volta nel 92 col proporzionale così sull'onda di un partito che aveva successo, questo è logico, però la gente ha dovuto mettere, no. E un'altra volta nel 94 con i collegi uninominali. Quindi non va bene questo? Cioè, no, non va bene, perché bisogna che le persone, una volta che sono elette, devono rispondere al territorio di riferimento, perché la gente deve andare a prendere sotto casa, hai capito? Così sono degli invisibili, questo è il punto, i nominati sono degli invisibili. Beh, infatti insomma, lei vede, scusi, non è proprio così, i deputati, i senatori, a parte Bitonci, che lavorano nel territorio, lei vede gli altri in giro per Padova? Nessuno. Forse a teatro, forse a qualche mostra, forse, perché scusi, mi lasci finire per piacere, lei non mi interrompe, mi lasci finire, dopo dirà le sue. Allora, le sue cose, dico che non c'è la volontà di mostrarsi, perché non hanno nulla da dire, certo, perché non fanno niente in favore dei cittadini, non fanno niente in favore del territorio, la gente non può neanche dire guarda io vorrei farci un'osservazione, è una vergogna istituzionale. Una piccola correzione, l'accento sulla prima e poi Novic. Scusa, è un po' un nome che faccio. Chiedo mi sembra la legge io la ritengo il miglior compromesso possibile. Noi usciamo da 8 anni di regime di una legge definita dall'autore stesso, Calderoli, una porcata. Porcellum, la sera dopo che si è fatto un accordo di parte, quindi non della più vasta platea del Parlamento, come è successo adesso, perché in questa legge, nella riforma della legge, sono coinvolti Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Scelta Civica, ed è la prima volta che lasciamolo finire, è la prima volta che una legge elettorale viene cambiata con un così ampio spettro di forze, non è come è stato nel 2006-2005, dove c'è stato un atto di una forzatura, e che l'abbiamo pagata, perché questa è la mia convinzione, se nel 2013 a febbraio un movimento che non si è mai presentato alle elezioni politiche in Italia ha ottenuto quasi 9 milioni di voti, arrivando a essere quasi il primo partito, cioè il movimento di Grillo e Casaleggio, questo lo dobbiamo a una irresponsabilità della classe politica che per 9 anni non l'ha cambiata la legge elettorale. Certo. Questa legge non è la legge che come Partito Democratico volevamo. La nostra idea era il classico doppio turno di collegio, modello francese, secco, e non è stato possibile, l'abbiamo proposta. Questo è un compromesso che garantisce una governabilità per 5 anni. Però l'avete voluto anche voi. Garantisce il mantenimento del bipolarismo, e soprattutto per quanto riguarda la nostra parte politica. Ma non può dire Forovic che non l'avete voluto anche voi. Assolutamente, sto dicendo che è un compromesso è il miglior compromesso possibile, certo. Alberti, brevemente, è un falso problema. Vado consapevolmente controcorrente, ma credo proprio che sia un falso problema. Allora, è chiaro, qui la legge elettorale viene costruita su calcoli elettorali ipotetici. Il Porcellum è insuperabile sotto questo punto di vista, perché è costruito sulla Lega per l'alchimia delle 3 regioni. Cose che non sono vere. Mi faccia finire, come dice la Lega, prima di nominare la Lega. Mi faccia finire che ho appena cominciato. Io non l'ho mai interrotta. Di maggioranza adesso faccio l'eco io. Andiamoci piano. Faccio l'eco. Mi faccia finire. Allora, falso problema perché quando si parla di governabilità con questa parola magica
che sembra che risolva i guai di tutti gli italiani, si dice una cosa fasulla, perdonatemi, ma fasulla, è un falso problema. Noi abbiamo avuto per più di 40 anni i proporzionali con i cespugli e cespuglietti, con una governabilità granitica della democrazia cristiana. Cambiavano i governi, si parlava di governi balneari. Io non sto facendo l'apoteosi della Prima Repubblica, me ne guardo bene, ma sotto il profilo della governabilità era un monolite. O c'era Fanfani, o c'era Moro, o c'era Andreotti, o c'era qualcun altro di quelli che venivano allora chiamati i cavalli di razza, ma il sistema era granitico, quindi non è la legge elettorale il problema sarebbe, e chiudo, far tornare la gente a votare, che è nauseata dalla politica. Oggi la gente non vota, il problema è quello. Adesso poi... Sì, ma io credo, a parte che non sono molto motivato a discutere la legge elettorale italiana, però mi pare interessante ugualmente, perché è giusto fare considerazioni su quello che è lo strumento col quale il cittadino, o meglio la volontà, la sovranità popolare viene rappresentata nella sede propria dove si fanno le leggi. Intanto, approfondendo la materia, si scopre che non c'è una legge elettorale perfetta, e poi può esserci di tempo in tempo l'esigenza di adattare la legge a esigenze. Io sarei per esempio più per sminuire la competenza dell'organo legislativo e di attribuirla più ai cittadini con atti di democrazia diretta, come fanno in Svizzera, quindi dare meno potere all'organo legislativo. Però siccome bisogna eleggere un organo di rappresentanza, io credo che dobbiamo sempre considerare un profilo non banale, che la scelta di una legge elettorale condiziona la qualità della democrazia e i processi democratici di elaborazione delle leggi. Questa è una cosa non banale. Io dico semplicemente, per puro divertimento, per far pensare i cittadini, solo con gli schemi che aveva lei prima dietro, che magari se la regia ridà. Lo sbarramento al 4,5%. La pagina successiva. Sì, al 4,5%. Facciamo solo un esempio, uno dei tanti, se ne possono fare tantissimi. Eccolo qui. Se noi abbiamo una coalizione di 8 partiti, di piccoli, che prendono il 4%, complessivamente rappresentano un terzo della popolazione. Un altro terzo non va a votare, quelli non avrebbero neanche un rappresentante in Parlamento. Eppur potrebbero prendere 8 per 4 fa 32, il 32% dei consensi, il 4% che non è poi poco, e non avrebbero un solo rappresentante in Parlamento con questa legge. Guardate che ha dei vuoti, ha dei buchi sta legge qua, ma in Germania non sperimentata, questa è una legge non sperimentata. In Germania è 5%. Perché teoricamente... Perché il sistema federale. Io dico, qua si entra in un campo dove non ci sono più limiti. Allora, la cosa che come cittadino che ha a cuore l'interesse pubblico, perché questa deve essere l'ispirazione di un legislatore nel momento in cui fa la legge, e quindi che vuol trasferire la sovranità popolare in modo adeguato nel luogo in cui i rappresentanti del popolo la traducono in leggi, bisognerebbe capire una cosa, che non dovrebbero i partiti farsi una legge, questi la fanno su misura per se stessi. Il PD fa i calcoli sulla sua prospettiva, Berlusconi se la gioca dal suo punto di vista, ognuno fa il suo gioco, nessuno che pensa o mette al centro l'interesse diceva lei pubblico. che non c'è Ma mai guardi che io arrivo una legge che va bene per tutti. Dottor Borile, le dico, guardi, è un mondo dove non trovo una conclusione. Io le dico paradossalmente, piuttosto di fare una pessima legge, un porcello o questo che può avere 8 partiti coalizzati che prendono il 4% ciascuno, che rappresenta 8 per 4 32, il 32% dei cittadini, una fetta enorme, io preferisco tornare al proporzionale puro. Guardi cosa le questo dico. Della consulta. Sì, ma la legge della consulta. Ma vuol dire che la classe politica non conta niente in questo di paese. fronte a una classe politica che non si muove nell'elaborare la legge in funzione dell'interesse pubblico, ma dell'esclusivo calcolo del proprio tornaconto di partito, alla fine forse è meglio mettere mantenere quella che ci ha dato sono la consulta. 4 partiti, sono 4 partiti più grandi del paese. Credo che davvero trovare una legge elettorale. Impossibile. Ieri sera sentivo un ragionamento dei parlamentari che discutevano la legge elettorale. Qualcuno è uscito e ha detto non ci capisco nulla e sono quelli che poi la votano. Mi domando, magari è possibile che noi non sappiamo qualcosina, ma loro dovrebbero sapere un po' tutto. Lei la reputa una legge elettorale che
attualmente può soddisfare le esigenze degli italiani, oppure, come dicevano gli ospiti, ha parecchie pecche? Scusa, potremmo, è solo una battuta, con queste percentuali dare ad ogni percentuale il nome di un partito a cui è servita. Ah sì? Vuole che proviamo? Dopo quando ho parlato... No, prego. Allora, il 4,5 era il 5, gli hanno portato per la Lega, l'8% per partiti singoli. Ma no, non è solo per la Lega, ma cosa dice? Ma lo sappiamo che l'hanno... Le risponde lei che è della Lega. Sto dicendo un'opinione. Ma dai, questo non è vero. Ma è un'opinione. Perché Salva Lega lo hanno tolto, non l'abbiamo neanche voluto. Non è vero, ma ci somiglia molto. No, non è vero, non spaccia per vero. No, ma non prendertela te. No, io non me la prendo, è vero. Anche chi l'ha gestita. Se lo dice il PD, scusa. Siamo d'accordo. Cosa viene a dire? Se mi sostiene il PD vuol dire che sei fuori dalla realtà storica. La sua opinione. Insomma, è una cosa che è stata... Lui parla solo per dire cosa alla Lega, allora è bene che lo prendi. Quello è l'8% per i partiti singoli e per togliersi di mezzo quelli che avrebbero la voglia di correre da soli, e quindi qua ce ne sono 2 o 3, per esempio la scelta civica, no? Che non stava bene né di qua né di là, quella mirava a correre da sola, con l'8% anche quella deve schierarsi. Sì, ma non è che... È già sparita la scelta civica. E quando e le coalizioni, il 12%, perché l'hanno discussa l'altro giorno, la scelta civica è partita da... No, ma guardi che ognuno ha la sua Voleva riferirsi al SEL? A casa mai. Borrile, guardi, facciamo una scommessa: quando si andrà al voto, ci auguriamo nel 2018, la Lega sarà coalizzata con Forza Italia, perché sarà l'unico modo di arrivare alla soglia che è stabilita. Quindi questa norma non è salva Lega, anzi semmai costringe la Lega a guardare verso il polo di Berlusconi. L'hanno fatta Forza Italia e il PD. Quindi non è salva Lega, casomai è salva coalizione Berlusconi. È una lettura giusta questa. Grazie. L'unica cosa buona che hai detto è una battuta. È abbastanza difficile da capire, ma soprattutto demotiva la gente ad andare a votare. E purtroppo il ventennio che spira adesso della gestione di sinistra e di destra, perché non è che ha governato più Berlusconi piuttosto che la sinistra o il centro-sinistra, hanno governato pariteticamente, con il fuoco d'artificio finale che è stato quello di Monti. Monti ha proprio completato l'opera e ha affossato l'economia italiana, con la scusa che ci stava salvando. Questa legge non credo che motivi la gente ad andare a votare. Avrei preferito, ma soprattutto, come diceva Casarin, le preferenze. La gente andrebbe a votare se sa, come al tempo di Fra Canzani, come al tempo di tempi sai, lo stiamo tirando fuori adesso, si faceva la crocetta sul nome che mi interessa, perché quello lì è quello che io so, che poi mi rende conto che con cui io vado quando c'è un'inaugurazione, so che è lui, che è quello che è dalla parte mia e che ho votato io. Certo. Cioè una corrispondenza ci vuole, non può piovere dall'alto il nome perché l'ha pensato Berlusconi o l'ha pensato Letta o l'ha pensato Renzi o l'ha pensato qualchedun altro. Napolitano è bravo a pensare queste cose, no? E quindi ci tagliamo una volta per tutte su queste. Bisogna veramente che si crei una costituente. Io auspico che si arrivi a avere la forza di fare un referendum, si mettano 10 nomi come quelli che noi all'inizio della trasmissione facciamo vedere, che sono i vecchi che ci hanno messo l'anima, che non erano dello stesso partito, erano tutti partiti che poi si sono scontrati ferocemente negli anni successivi, ma Togliatti andava d'accordo con De Gasperi, andava d'accordo con Nenni, andava d'accordo con tutti gli altri, perché era il momento in cui coesi non pensavano al partito, pensavano all'Italia. Poi naturalmente quando è stato il momento dello scontro elettorale facevano quello che dovevano fare. Questa è democrazia e ce l'hanno insegnata loro. Certo. Volevo intervenire? No, a parte che io sono convinto che se noi in questo momento siamo al governo in una coalizione trasversale e non è per il... Questo io lo sono convinto, poi voi magari la pensate diversamente,
per il desiderio della carrega, del posto, ma perché, come dicevamo prima, a proposito dell'ospedale, la nostra generazione e il governo con l'età dei ministri del governo in assoluto il più giovane. Questo è un qualcosa in più, come dire, a priori, no, vedremo, però intanto è un dato di fatto. Allora, io sono convinto che questa composizione di questa legge, che penso sia anche migliorabile anche con gli emendamenti del Senato, sia un tentativo di uscire da questa cappa che la legge Calderoli-Porcellum ci metteva praticamente di fronte al biblio pubblico. Certo. No, non serve niente. Sulle preferenze voglio dire una cosa molto semplice. E sulla Prima Repubblica, è vero che nella Prima Repubblica c'era la governabilità granitica, ma attenzione, c'era un sistema internazionale che permetteva che ci fossero due blocchi sempre quelli, tanto è vero che il Partito Comunista non ha mai veramente avuto accesso al governo, ma eppure aveva un partito del 30%, come adesso il PD, che è il primo partito. Primo, sulle preferenze, ci siamo detti all'inizio della trasmissione che è un problema di corruzione. C'era il signor Gastone che diceva, non so se era il signor Gastone o qualcun altro, che bisogna vedere all'inizio della propria carriera quanto hai sul conto corrente e poi dopo che hai fatto 10 anni in Consiglio regionale, in Parlamento, quanto ne hai. Ci siamo detti questo e adesso ci diciamo che le preferenze sono un sistema. Guardate che il sistema delle preferenze, forse dal nord-est, come dire, nei nostri territori forse non è così grave, ma da una soglia del paese in basso le preferenze hanno garantito questo sistema di corruzione. Però, questo è un dato di fatto, però dobbiamo dircelo, se no parliamo del sesso degli angeli. C'è una cosa che sono sicuro che posso un attimo, non ho capito, perché se è il contrario non succede la stessa cosa? Anzi, di più. Ma se io sono il capo e stabilisco con il capo mafia della 'ndrangheta, dai, ha ragione. Di Siracusa, che deve andare Don Ciccio, io metto Don Ciccio. Bravo. Dai, l'abbiamo già visto. Sì, dove si compone la lista in 2 o 3 persone. Per quanto ci riguarda, noi faremo di nuovo la scelta delle primarie e daremo alla popolazione. La Lega Libera è uno a stampatello, scrive. Ma io non so cosa farà Forza Italia e il partito di Alfano, ma per quanto riguarda noi, le primarie per la scelta della composizione della lista le faremo. Lo so che le faremo perché so come pensa Matteo Renzi. Diciamo che le primarie da voi, il Partito Democratico lo fa. Diciamo che ma io parlo della mia forza, magari fosse ma magari io ero d'accordo le primarie di legge, ma non è passata. Lasciamoli finire, se no si arrabbia quando intervengono. Io dico che le primarie non è che siano un gran successo per il PD, perché se poi quelli che perdono fanno il 30 dicembre ma fatte in un altro momento con una serietà, guardi che abbiamo delle telefonate prima della... Volevi intervenire, Vittorio Casalini? Sì, io non sono molto d'accordo che non sia un governo di potere questo qua, perché se non fosse stato un governo di potere, e qua io mi rammarico che il Presidente della Repubblica non abbia costituito un governo di unità nazionale per un periodo tragico, per un momento tragico come questo. Certo. Il fatto che Letta sia stato defenestrato brutalmente, mi domando, non è per caso che ci sono 500 nomine in vista per cui il potere è che si esercita attraverso la nomina di questi personaggi che vanno a ricoprire dall'ENI o quant'altro? Non sia anche questa una motivazione forte? C'è la telefonata, mi dico regia, ne passiamo a 2, se ne abbiamo rapidamente, stiamo la prima. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Riprovo. Si è stancato. Pronto? C'è, lo so, mi dite che c'è, però spero risponda, siamo tutta la sera a dire pronto. Pronto, buonasera, mi sente? Pronto? È aperto però. Pronto? Può alzare il volume, la regia può alzare. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Niente. È brutto dire pronto tante volte. È uno del Quirinale. Riprovo, pronto? Non sento assolutamente niente. Non sente nulla. Guardi il televisore, si mette vicino, mi sente? Non me la sente. Va bene, andiamo in pubblicità, facciamo così, poi lo richiamiamo e ascoltiamo e andiamo a parlare anche di Renzi. Rimanete con noi a tra poco. Magari